Settima corsa dal Savio di Cesena, una prova di categoria G per i cavalli anziani. Sono in 9 a parteciparvi. Favorito in chiusura è Pertebar con Carlo Udorovic, numero 7 dello schieramento. Lampeggianti sono accesi, si spengono ora, quindi tutto a posto, si va in partenza. Il numero 1 Villeroy, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 2 Troy Bonest, Marcello Matti, 3 Sax del Ronco, Antonio Di Nardo, 4 Titus, Marco Stefani, 5 Trillo Spin, Tommaso Gambino, 6 Ardimentosa Luis, Maurizio Cheli, 7 Pertebar, Carlo Udorovic, 8 Zeppo Lenartongi, Marco Basile, 9 Simia Spritz, Maria Giovanna Bortolanza. Allenamento che è completato, partito in terza fila Utrillo Spin. E va davanti Ardimentosa Luis dal 6 che impegna Villeroy, ha tutta la figura avanti, però Villeroy ributta le punte di dentro e sbaglia Ardimentosa Luis, e così Villeroy in vantaggio nei confronti di Pertebar. Sax del Ronco in terza posizione a precedere Titus, numero 6 Ardimentosa Luis, ancora Zeppo Lenartongi a precedere Simia Spritz, alla retroguardia Utrillo Spin. 15 per i primi 200 metri di corsa, sposta Pertebar, fa capire chiaramente VP che corre davanti con Villeroy. E allora dopo 400 metri passati in 30, Villeroy rimane leader nei confronti di Pertebar, mentre c'è la mossa decisa all'esterno da parte di Titus, che va a proiettarsi sulla testa della corsa dopo 600 metri passati in 46,1. La frazione lenta ha indotto Marco Stefani a muoversi al largo. Risale anche Sax del Ronco, che va a fare la seconda pariglia precedendo Utrillo Spin. Guadagna così di dentro Zeppo Lenart Ongi dopo mezzo miglio passato in 1 minuto e 7 decimi. In vantaggio Villeroy, seguito da Pertebar, al largo Titus, lungo la corda Zeppo Lenart Ongi che sembra fare un po' di fatica, così come fatica la fa Sax del Ronco quando siamo al chilometro in 1:15,6. In vantaggio Villeroy, di fuori Titus, lungo la corda spettatore Pertebar che deve ancora cominciare a correre quando siamo a 500 metri dal palo. È in vantaggio Villeroy, Pertebar che lo segue incollato al casco, al largo Titus, gli altri più indietro, la dritta di là passata in 14,5. È in vantaggio Villeroy, sta calando Titus, tra poco c'è la destra libera per Pertebar che prova ad andare all'esterno per dare lo speed. Pertebar che si sposta a lato di Villeroy che ora deve ripartire, l'ultima curva passata in 15,1. In vantaggio Villeroy, Pertebar che attacca al largo, è passato Pertebar che si allunga verso il traguardo, facile vincitore Pertebar che porta a casa il successo nei confronti di Villeroy. Al terzo Titus avanti a Simia Spritz, 1:14,6 ragguaglio cronometrico. Carlo Udorovic che porta al successo Pertebar, figlio di Giuliano Star, allenato dallo stesso Carlo Udorovic e da Lamberto Barbieri per i colori della scuderia Altomare. Il successo di Pertebar in chiusura dal Savio di Cesena, fila tutta strada Villeroy e nel finale ne dispone a piacimento. Secondo ancora Villeroy, terzo è Titus, 7-1-4 l'ordine d'arrivo molto probabile della settima e conclusiva dal Savio di Cesena.